vorrei dedicarla ad un nostro componente della ciurma dei Fiorai che purtroppo quest'anno non è qui presente con noi perché si trova fuori per lavoro, ma io vorrei fare un grande applauso perché quest'anno ci manca a Vito Castorina. L'anno prossimo ce l'avremo di nuovo con noi. La mia preghiera che ho scritto per Sant'Agata fa così. E fuori ancora scuro, non si rompi, e forti i pensieri che tu porti. U primo raggi soli stanno scendo, Catania a braccia aperti ti sta aspettando. Mi su presto e lesto, mi insaio sacco, l'ultimo sciccareggio sta passando. I stati già succhini in gemanetti, tu santa vista gente, tu santa in giomegori, tu santa e piccirita, che non mori. Non si può vivere così, non tu ci pensa, ma picchi, magari noi altri siamo gente e ama campari. Ma quanto amore che oggi c'è, tutti i devoti io soli c'è, sopra sto cielo che l'Italia santa e piccirita. Mentre una lacrima scinni, siamo tutti cittadini, ma solo tu puoi sapere, santa e piccirita. Cittadini! E adesso con vero piacere vorrei ascoltare ancora una volta la voce di quest'uomo che tutti abbiamo imparato a conoscere, non tanto per la sua figura, ma perché sono un libero cittadino, penso di poter essere libero di parlare, no? Commendatore, quindi me ne assumo le responsabilità. Dico una cosa, la festa di Sant'Agata non è solo una festa, perché Sant'Agata è sempre, tutti i giorni. Io voglio dire una cosa, penso che questo signore che abbiamo qui accanto, lasciando perdere la nomina e la carica che lui possa avere nell'arco, che ha potuto avere nell'arco della sua vita, io penso che lui sia l'ultimo uomo, uomini ce ne sono tanti, ma essere uomini è difficile, c'è chi ci nasce, ma poi chi resta uomo è una cosa abbastanza difficile. Io penso che lui sia l'ultimo uomo che crede veramente nella festa di Sant'Agata. Dopo queste parole e dopo quello che ha detto mi viene anche difficile, però metto il cuore davanti. Io a Via Conte di Torino sono molto legato perché sono cresciuto a Piazza Iolanda e tutti quelli che abitavamo in questa zona sempre abbiamo fatto Conte Torino, Piazza Iolanda, tante volte quando passo con la macchina, tanti ricordi, tante belle cose, anche cose tristi, ma che siamo riusciti sempre a superare. Noi questa sera siamo anche qui per un motivo, una riflessione, un momento di spiritualità e ne abbiamo di bisogno tutti. Voi giovani, voi che siete gli eredi di Sant'Agata, perché guardate, chi come me ha una certa età, ogni anno che passa è un miracolo. Ma voi giovani avete ancora tanta dignità, avete tanto cuore di amore, tanto da essere qui. Guardate quanti ce ne sono tutti qua, siamo tutti qua. Allora, proprio per cercare di dargli un senso religioso a questa assemblea, perché è un'assemblea, siamo tutti all'impiedi, ma
ma siamo in un'assemblea religiosa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sant'Agata, Signore, benedici noi, il lavoro che stiamo offrendo, perché anche questo è un lavoro, perché specialmente che è fatto con entusiasmo è più che lavoro. Aiutaci, Signore, a fare della tua volontà il nostro alimento, perché quando noi crediamo con sincerità e con affetto, quando non ci fermiamo al folklore, ma abbiamo nell'intimo voler dire qualcosa a Gesù, a Maria, a Sant'Agata, vuol dire che veramente siamo nell'orbita del celeste. Allora, io vi ringrazio che mi avete aspettato. Ci tenevo molto perché sono molto legato a questa gioia, che è molto bella e che mi sono accorto che è popolata di molti ragazzi, molti giovani. Voi siete quelli del domani, voi siete il vero programma di Sant'Agata del domani. Ogni anno che passa è un miracolo, ogni angolo che c'è Sant'Agata in questa giornata viene detto con l'anima o viene detto col cuore. Cittadini, 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 3 volte l'abbiamo detto, perché Padre, Figlio, Spirito Santo, cittadini, Un applauso a Luigi.